Sindaci neoeletti a scuola di amministrazione. Erano più di 40 i sindaci e gli assessori eletti quest'anno che si sono presentati all'appuntamento di ANCI Veneto con la formazione, programmato per il 12 giugno scorso. Per l'occasione sono stati toccati tutti i principali temi dell'attività amministrativa, dalla pianificazione urbanistica alla nomina dei segretari comunali, dalla responsabilità amministrativa fino alle politiche sociali, passando anche per la gestione associata ai servizi, tema molto caldo del momento peraltro. Abbiamo sentito alcuni amministratori al termine della giornata, tutti molto soddisfatti anche per la modalità di svolgimento fatta in maniera interattiva e con esempi pratici. Sentiamo Ivano Zordan di Borso del Grappa. Stamattina i sindaci neoeletti vanno a scuola. Che materie si aspetta di approfondire o comunque insomma su che temi vorrebbe approfondissimo? L'interesse principale che ho riguarda soprattutto l'edilizia e l'urbanistica e credo che questa mattina l'avvocato amministrativista abbia dato delle belle indicazioni, delle belle risposte che mi servono proprio per completare l'iter del PAT. Non si impara, quindi non si smette mai di imparare, quindi anche da sindaci e amministratori? No, di sicuro, anche perché la legislazione è in continua evoluzione e quindi di conseguenza è necessario essere sempre aggiornati. Abbiamo poi sentito Federico Vantini, anche lui interessato agli strumenti urbanistici, sindaco neoeletto di San Giovanni Lupatoto. Oggi è una giornata di formazione per i sindaci neoeletti organizzata da ANCI Veneto nella sua sede. Cosa si aspetta in particolare? Ma è un percorso formativo, è giusto affrontarlo in maniera abbastanza celere in primo insediamento, perché comunque serve fare una panoramica di quelle che sono le competenze e di quelli che sono anche i titoli di un amministratore. Ho trovato opportuno venire e invitare anche l'assessore esterno che ho nominato, proprio per dare un aspetto formativo alla giornata e al percorso che avremo da fare in questi anni. Cosa si aspetta di approfondire in particolare? Noi principalmente abbiamo alcuni temi che sono legati a un governo di politica urbana, governo del territorio, e quindi per noi anche il tema appena affrontato sull'urbanistica e l'edilizia sono temi importanti, insomma, per il nostro territorio. C'è stato anche un consigliere comunale di minoranza, Alessia Gamba di Tiene. Formazione a tutto tondo stamattina a ANCI Veneto. Sì, si sta dimostrando una giornata piuttosto interessante anche per noi che siamo dei neofiti dell'amministrazione, siamo del Movimento 5 Stelle, perciò non veniamo dal mondo politico, dal mondo amministrativo, e avevamo un grosso bisogno di formazione seria, insomma, per quanto riguarda l'amministrazione, muoversi un po' nella macchina comunale. Anche un consigliere comunale, quindi, che magari non è assessore, insomma, ha bisogno di certe nozioni fondamentali. Certamente, anche in vista comunque di possibili deleghe che comunque possono arrivare, perciò è importante sapere, perché non si può stare lì a votare o fare le belle statuine, bisogna insomma sapere di cosa si sta parlando. E poi chi ha apprezzato l'incontro nel suo complesso, Michele Costa di Falcade, che lui stesso ha ammesso essere alla nuova attività amministrativa. Una giornata di formazione per i sindaci neoeletti, cosa si aspetta di ricevere dagli insegnanti, ai relatori e in generale? Informazioni importanti per me, che sono completamente nuovo alla vita amministrativa, sono diventato sindaco da una quarantina di giorni, per cui credo che partecipare ad un convegno come questo organizzato da un'associazione importante come l'ANCI sia un'occasione importante per me, per poter raccogliere quantomeno informazioni e contatti utili per accrescere anche la mia di formazione. Quali argomenti le interessano di più o comunque ritiene più utili nella vita amministrativa? Ma devo dire la verità che l'indice proposto dalla giornata è piuttosto interessante e completo, direi. Non ne individuerei uno particolare specifico, ma tutti quanti hanno la loro importanza. Come mi sto accorgendo, la vita amministrativa è fatta veramente di tanti argomenti molto diversi che bisogna conoscere a fondo. E a chiudere Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano,
che è interessata soprattutto all'associazionismo comunale, essendo una questione calda nel suo comune di questi mesi. Oltre alla questione della partecipazione delle donne alla politica, essendo lei il primo sindaco donna di Mirano. L'Anciveneto ha organizzato una giornata di formazione per i sindaci neoeletti. Che impressione ha avuto e cosa ritiene si debba approfondire di più? Sono stati affrontati parecchi temi. A me personalmente interessa molto la gestione associata, cioè di funzioni tra diversi comuni del territorio, anche se il mio comune non è un comune piccolissimo, però abbiamo un'area omogenea che è quella del Miranese. Ecco, su questo poi molti spunti anche sulla pianificazione urbanistica, sul PAT, sui nuovi strumenti, insomma. Su un comune che alle tornate elettorali ha avuto molte quote rosa, insomma, molte liste significative di rosa. Ecco, si aspetta qualcosa dall'Associazione dei Comuni Veneti anche in questo senso per incoraggiare, diciamo, la partecipazione delle donne alla politica? Visto che noi siamo più avanti magari di altri comuni, credo che in fondo sia la formazione, comunque cioè il fatto che l'ANCI ha questa struttura anche formativa è un buon avvio, insomma, e anche va forse portata più a conoscenza questa opportunità, quindi a me è piaciuta questa giornata. Ci sono anche altri amministratori del Comune di Mirano oggi con me e quindi favoriremo la partecipazione e anche l'implementazione di percorsi sulle pari opportunità e sull'avvicinamento delle donne all'attività amministrativo-politica.